Nicola Reato. Veronica Cecchin. Aurora Boldrin. Elena Porta. Martina Perin. Raffaella Leone. Irene Renosto. Chiara Campello. Alessandra Stravolto. Gioia Oro. Bene, ora vedremo un loro video di presentazione. Prepariamoci quindi a conoscere queste bellissime ragazze che, come vi dicevo prima, arrivano da tutte le province del Veneto e diamo quindi inizio a questo bellissimo spettacolo, a questa manifestazione Top Freedom per 2022. Radio Freedom Talent e Istituto Management presentano Top Freedom World Event 2022. Sponsor ufficiali: Studio Massaggi dal Santo in via Roma 91 a Tupano e Grandi Vini Baroni di Castel Baron a Cassola. Ciao, sono Gloria, signora di festivalare, ambiziosa, intuitiva ed estroversa. Sarà in compagnia e piacere sono le cose che riesco di più, soprattutto in montagna, che d'inverno mi dà la possibilità di praticare gli sci. Frequentiamo scuola di moda perché mi piace disegnare e creare vestiti. Il mio sogno nel cassetto è di proseguire con la strada della moda e di diventare modello. Buongiorno, mi chiamo Alessia, ho 18 anni e sto frequentando l'Istituto Tecnico Biologico. L'anno prossimo voglio iscrivermi all'Università di Moda a Milano. È da quando ho 15 anni che ho iniziato a sfilare e a fare shooting. Ho sfilato la Fashion Week di Milano, della Volkswagen, ho fatto un servizio per la Pupo e ho sfilato per i reali di Monza. Sono una persona a cui non piace descriversi, infatti preferisco che siano sempre gli altri a conoscermi piano piano. Non vedo l'ora di partecipare a questa esperienza perché sono sicura che mi divertirò. Ciao a tutti, mi chiamo Veronica Cecchin, ho 20 anni e vivo in una piccola città in provincia di Padova. Nella vita lavoro come addetta ai vendite in un negozio e nel mio tempo libero mi piace molto fare shopping, uscire con amiche o farmi molte foto. Ho iniziato questo mio percorso all'interno del mondo della moda, soprattutto grazie alla mia famiglia che mi ha sempre spinto a farlo e devo dire che è stata una delle scelte migliori che potessi fare. Nella vita appunto vorrei penetrare a far parte del mondo della moda perché è ciò che sogno fin da piccola. Ho partecipato a molti concorsi di bellezza e devo dire che ognuno di loro mi ha dato grandi emozioni e soprattutto mi ha dato l'opportunità di poter conoscere delle bellissime ragazze che io oggi considero delle vere e proprie amiche. Spero che anche questo concorso riesca a darmi delle grandi soddisfazioni e opportunità e niente, quindi ci vediamo alla finale. Ciao a tutti, un bacio! Ciao a tutti, sono Gaia, 18 anni e vengo da Rossella, paese di provincia di Padova. Mi sono presentata su questo party perché non vorrei domani pensare a questa cosa come una cosa che ho perso. So che questo party sarà una salita liquidatura che solo una non arriverà alla cima. Sono una persona solare, determinata, intraprendente, perspicace ed empatica. Infatti, pratico pattinaggio artistico a 12 anni a livello agonistico. Mi appassiona tutto ciò che parla di moda, fotografia, pubblicità, viaggi e sport. Personalmente sono abituata alle competizioni visto lo sport che faccio e non c'è nulla di forte sana direttiva sportiva. E niente, anche per prospettare il giudizio dei giudici, guarda come sono presentata e ci vediamo in passerella. Un bacio, ciao! Ciao a tutti, sono Elena Porta, ho 18 anni e sono una ragazza di Padova. Sono una studentessa, frequento il liceo classico, amo studiare e mi piace molto anche ballare, infatti
faccio ginnastica ritmica fin da quando avevo 4 anni. Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di diventare un medico, precisamente pediatra, quindi restaurante di bambini, e poi anche intraprendere la carriera di modella. Sono una ragazza solare che ama farsi notare e quando spiro penso soltanto a divertirmi. Un bacio! Ciao a tutti, sono Martina Quinn, ho 19 anni e vengo da Villarago, un paese in provincia di Treviso. Nella vita ho da poco preso l'abilitazione a parrucchiera e ho fatto 3 anni di qualificazione più un quarto di abilitazione, che è quello che mi servirà per poter aprire un salone in futuro. Sono una ragazza determinata, solare e testata. Infatti, quando mi metto qualcosa in testa, nessuno mi fa cambiare idea. Partecipo a concorsi di bellezza da più di 2 anni. Ho fatto anche shooting, sfilate e vari eventi. Il mio sogno nel cassetto è quello di lavorare nella moda e nello spettacolo, infatti ce la sto mettendo tutta per faccia. Ho già partecipato lo scorso anno a Freedom Girl, posizionandomi al 3° posto, e quest'anno chi lo sa, magari andrà meglio. Ci vediamo, un bacio! Ciao a tutti, sono Raffaella Leoni, vengo da Treviso, studio giurisprudenza a Padova, sono all'ultimo anno, quindi non vedo l'ora di laurearmi. Nel tempo libero faccio la modella, frequento vari concorsi di bellezza, mi piace prendermi cura sempre di me stessa e infatti trascorro molte ore in palestra e sono una persona che non si accontenta mai, quindi voglio sempre il meglio per me stessa. Mi è stato proposto di provare a candidarmi a uomini e donne, quindi ho deciso anche di provare questa nuova esperienza, in quanto anche in weekend, ad esempio, lavoro come ragazzi in immagine PR in discoteca, perché sono una persona molto espansiva e socievole e siccome sono singolo ho deciso di provare. Ciao, sono Gioia, ho 18 anni e sono una ragazza italo-nigeriana. Frequento il 5° anno di superiori e frequento l'indirizzo di marketing e vendite. Fin da piccola sono sempre stata una ragazza super sportiva, infatti ho praticato per anni ballo latinoamericano in coppia a livello agonistico. Ho introdotto questo percorso circa un anno e mezzo fa e adesso mi dedico alla palestra. Un'altra mia grande passione oltre allo sport è la moda, infatti è da più di un anno che faccio un corso in bellezza, soprattutto perché mi piace conoscere ragazze e fare nuove esperienze. Lavoro anche nel mondo della moda facendo appunto shooting per brand di abbigliamento, accessori e tante altre cose. Nella vita faccio anche l'hostess e la cameriera. Sono una ragazza molto solare, molto positiva e anche dal mio nome molto gioiosa. Vi mando un bacione. Ciao a tutti, sono Irene Rosso, ho 19 anni e vivo a Mestre in provincia di Venezia. Mi sono appena diplomata all'Istituto Giuristico e ora lavoro in un'agenzia di viaggi. Sono una ragazza estroversa, determinata e molto solare. Durante il tempo libero mi piace ascoltare la musica, assistere ai concerti, fare attività fisica e dedicarmi al mio profilo Instagram. Mi affascina tutto ciò che è legato al mondo della moda, del make-up, dello spettacolo e anche della televisione. Nel futuro vorrei continuare in questo ambito, ma allo stesso tempo dedicarmi al turismo, imparando nuove lingue, scoprendo nuovi posti, nuove culture. Ho iniziato a partecipare ai concorsi di bellezza da non molto tempo, ma nonostante questo ho avuto diverse fasce e ho partecipato in diverse finali. Vi aspetto tutti quanti alla finale di Top Freedom Girl Veneto. Vi mando un bacio grande e sarà sicuramente una bellissima esperienza, non vedo l'ora. Ciao a tutti, sono Giada, 16 anni, che quindi il 4° anno della scuola superiore di Trentini a Campo San Piero all'indirizzo moda. Sto studiando per realizzare 2 dei miei più grandi sogni, ovvero diventare una modella, ma ancora di più diventare una stilista, che è il mio sogno fin da quando sono piccolina. Ho 2 grandi passioni, ovvero il disegno e la pallavolo, che pratico da 10 anni. Sono una persona molto sensibile ed empatica, mi piace molto stare a contatto con le persone e collaborare. Credo che questo concorso sia una grande opportunità per me, sia per mettermi in gioco e trovare me stessa, ma anche per mostrare al mondo le mie capacità. Niente, spero che siate simpatica e ci vediamo al concorso.
Ciao, mi chiamo Alessandra, ho 15 anni, studio grafico, pubblicità e marketing. Da un po' di tempo ho iniziato a sfilare con vari concorsi del mio paese, sempre con l'appoggio della mia famiglia. Sono una persona molto estroversa, soprattutto solari, diciamo, ho sempre il sorriso tabbato in faccia. Il mio programma sogno è far parte del mondo della moda e soprattutto della fotografia come fotomodella. Grazie a questo percorso che sto facendo e spero di continuare a fare, mi sento molto me stessa, a mio agio e mi sento molto anche gratificata e secondo me questo percorso mi farà crescere molto e niente, l'importante è divertirsi. Ciao a tutti, sono Lara Baldwin, ho 15 anni ed abito in un piccolo paesino in provincia di Venezia. Nella vita sono una studentessa del secondo anno delle superiori, indirizzo biotecnologie sanitarie. Da grande mi piacerebbe molto diventare una dottoressa. All'apparenza posso sembrare una persona molto riservata, però appena inizio a conoscermi divento solare ed estroversa. Insomma, sono sempre pronta a fare amicizia con tutti. Nel tempo libero mi piace molto ascoltare la musica ed uscire a divertirmi con i miei amici. Ho iniziato a far parte del mondo della moda proprio quest'estate, dove ho partecipato a varie sfilate e mi sono divertita tantissimo. Infatti spero di continuare questo mio percorso. Spero di trovarmi bene e divertirmi anche a quest'ultimo concorso da Freedom Girl. Un bacio! Eccoci, abbiamo visto e conosciuto le concorrenti, la giuria le ha viste, formulerà già nella propria scheda le prime impressioni, dando un voto a ciascuna da 0 a 5. Ora vi chiedo gentilmente di rientrare, prepararvi, grazie, prego. Ho visto che anche le ragazze sono tutte emozionate, siamo tutti molto emozionati, le abbiamo visto i loro volti, le loro emozioni, abbiamo visto i video di presentazione. Io direi a breve di farle uscire di nuovo, perché vedremo nuovamente il costume di presentazione dello sponsor e con l'occasione vorrei già parlarvi del primo sponsor, vorrei ricordarvi, come vi avevo già anticipato, lo studio Massaggi dal Santo, che si trova proprio qua, non poco lontano anche da qui dove ci troviamo noi a Tippano, in via Roma 91, dove sicuramente le mani esperte di Sandra sapranno rilassarvi, togliere qualche dolorino, con ben 9 tipi di massaggio diversi, sicuramente uno per ciascuno di noi. Ma ora vorrei richiamare nuovamente le ragazze, vediamo se sono pronte. Sempre qualche minuto da attendere, perché noi ci facciamo sempre attendere, però adesso le chiamiamo subito, sono quasi pronte. Vediamo, un po' di suspense ci vuole, non è che possono essere qua subito. Vediamo se restano, pure. No, ancora qualche minuto da attendere. Ancora qualche minuto. Vorrei cogliere allora questa opportunità per ringraziare il nostro hairstyle zelico, Madame Matisse, non so se non apriranno sicuramente i tendaggi, sono stati bravissimi, pazienti nel preparare le nostre ragazze. È un salone di parrucchiera e di bellezza che si trova a Tiene, in Corso Garibaldi 201. Vorrei fare un grande applauso a Zelico e a tutte le statistiche che hanno lavorato per preparare queste bellissime ragazze. Non diciamo di essere preparate, però sicuramente mi ha dato una mano. E ci siamo pronte? Gloria Bolcato.
Cavolo. Gioia Agoglio. Bene, direi che abbiamo visto sfilare le nostre bellissime concorrenti. La giuria avrà avuto modo anche in questo momento di poter valutare, selezionare, farsi già un'idea di come sono. Prima di farli uscire nuovamente, quindi piano piano chiederò loro di uscire, però vorrei ricordare un altro sponsor della serata, Grandi Vini Baron di Castel Baron, che come avete potuto vedere prima è fuori che vi fa assaggiare poi il proprio vino.